Velo è un aggregatore di aziende a livello regionale della Regione Veneto, è un sistema integrato tra aziende, enti e università, che ha messo insieme aziende, enti e università per lo sviluppo di progetti innovativi nel campo della logistica. A me piace dire che è un incubatore di idee dove vengono condivisi progetti, come si diceva, innovativi, soprattutto tra aziende che si occupano di business differenti, quindi aziende produttrici, aziende manifatturiere, aziende di commercio e aziende che offrono servizi di trasporto e logistica. E questo è un vero valore aggiunto, questa condivisione. Il progetto ha toccato tutti e tre gli ambiti della logistica e del trasporto, che sono quelli dello stoccaggio delle merci, quindi della loro movimentazione e del trasporto e della supply chain. È stato molto trasversale sui tre capisaldi che sono quelli che interessano logistica e trasporto. Il progetto Reload ha visto il suo sviluppo e le sue attività presso il Dipartimento di Economia Aziendale e di Informatica dell'Università di Verona attraverso il gruppo di Supply Chain Management. La ricerca principalmente ha visto due filoni. Il primo, quello in collaborazione con il laboratorio AIS del Dipartimento di Informatica, ha visto lo sviluppo di un prototipo, un Digital Twin. Digital Twin a cosa serve? Serve sostanzialmente a permettere la logistica asservita alla produzione di essere riconfigurata nel momento in cui si dovessero verificare delle interruzioni o delle mancanze di alcuni componenti. È particolarmente utile per poter capire esattamente dove stanno i problemi e risolverli velocemente e quindi garantire resilienza alla catena produttiva di un'azienda. Il secondo elemento che abbiamo sviluppato assieme anche al Dipartimento di TG dell'Università di Padova è stato dotare le aziende di un dashboard di indicatori che misurasse la loro capacità di essere resilienti. E qui cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che fondamentalmente le aziende si sono divise in due segmenti. Il primo segmento ha utilizzato, ha sviluppato una capacità di essere proattiva, di sviluppare una strategia di tipo proattivo, ovvero cercando di mitigare i rischi prima che accadano, prima di tutto. In secondo luogo, cercando di migliorare la visibilità end-to-end e in terzo luogo attivando dei fornitori di backup non quando il problema si è verificato, ma prima che il problema si verifichi. Contemporaneamente ci sono anche altre aziende che hanno sviluppato delle strategie di tipo reattivo, cioè hanno reagito al problema. Cosa hanno fatto? Soprattutto aziende che a valle avevano necessità di trovare nuovi mercati di sbocco, visto che gli attuali non erano sempre disponibili, e dall'altro trovare velocemente dei nuovi fornitori. In comune i due segmenti di aziende hanno una caratteristica: hanno investito molto in digitalizzazione dei processi. Questo aiuta i flussi logistici e i flussi lungo la supply chain ad essere tempestivi, veloci e reattivi e accompagnare i flussi fisici nel raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia. È stata veramente un'iniezione di innovazione nelle aziende e poi questo ha comportato, soprattutto con il rapporto attivo e proattivo con le università, è stata una cosa veramente importante per le aziende. Il mondo delle aziende, il mondo produttivo e il mondo universitario si sono proprio incrociati in progetti reali e concreti. Questo ha dato veramente un impulso importante anche dal punto di vista dell'occupazione, perché sono stati inseriti a seguire questi progetti nelle aziende ragazzi preparati e ragazzi che possono avere anche un futuro in queste aziende nell'ambito della logistica e del trasporto. Le aziende coinvolte nel progetto Reload hanno avuto l'incredibile opportunità di investire in digitalizzazione e remotizzazione dei processi logistici e produttivi. Ad esempio, hanno investito in piattaforme web-based per la gestione degli asset logistici, in portali digitali per la raccolta dati da parte degli autisti dei mezzi, oppure hanno investito in algoritmi di artificial intelligence per supportare il decision making, o altre hanno investito in software di ultima generazione per la tracciabilità dei prodotti lungo l'intera filiera. Presso l'Università di Padova abbiamo elaborato un prototipo in grado di affrontare il tema della resilienza dei lavoratori in questo momento di fase post-pandemica nella quale non è tanto presente la mancanza di lavoro quanto la mancanza dei lavoratori. È necessario quindi affrontare questo continuo turnover dei lavoratori andando a migliorare il training e soprattutto misurando le caratteristiche ergonomiche e il benessere
psicofisico dei lavoratori mentre eseguono l'attività logistica e produttiva. La nostra piattaforma può essere indossata dall'operatore mentre esegue il task e può dare in uscita vari parametri utili proprio a guidarlo nella fase di apprendimento. Devo dire che a consuntivo adesso i progetti sono ormai verso la conclusione. Le aziende hanno avuto un beneficio dal punto di vista mio veramente importante, perché sono tutti progetti che hanno portato ad essere le aziende più competitive, più resilienti e più, devo dire anche è vero, anche dal punto di vista delle aziende di trasporto e logistica molto più sostenibili. Perché il trasporto e logistica ha un impatto importante su quello che è l'ambiente per le emissioni di CO2. Questi progetti hanno fatto in modo di accorciare le filiere e di rendere la logistica più moderna e più innovativa. Il fatto del Covid che ho nominato è stato una parentesi, nel senso che i progetti erano tutti progetti visti per il futuro, per mettere le aziende sul mercato in maniera più moderna, devo dire ha dato anche una scossa a tante aziende, perché dal punto di vista della logistica spesso certi processi erano un po' statici. Questo ha dato veramente un impulso positivo. Devo dire che tutte le aziende che hanno partecipato sono aziende che si trovano con degli strumenti veramente moderni e pronti per andare sul mercato in maniera competitiva.